Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Continuano ad arrivare i migranti in Veneto, i sindaci cercano di fare il possibile, ma molti di loro non ne vogliono sapere. Intanto sono state allestite nella provincia di Padova delle scuole, sono arrivati i migranti, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi in provincia di Padova, e adesso andiamo a Selvazzano, dove ne stanno arrivando altri 38, un'altra trentina. A te la linea, Chiara Gaiani, in diretta da Selvazzano dentro. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo con il collega Cristiano Caiende davanti alla palestra comunale nella frazione di Feriole di Selvazzano. C'eravamo stati qui anche nei giorni scorsi, il cancello era completamente chiuso, c'era anche il lucchetto, come potete vedere dalle immagini. Invece adesso il lucchetto non c'è più e all'interno sono comparse anche delle auto posteggiate. È atteso l'arrivo di 34 persone, dovrebbero essere qui secondo quelle che sono le indiscrezioni intorno all'1. Di sicuro sono arrivati gli operatori della Croce Rossa che hanno portato i pasti, come era già accaduto venerdì scorso alla scuola media Falconetto. Ecco, facciamo un breve riepilogo di quanti sono per ora i migranti ospitati in provincia di Padova. Ci sono 38 persone ospitate a Padova, 32 all'interno della scuola media Falconetto nella palestra e altre 6 persone, 4 sono minori che sono e una famiglia che sono alloggiati negli alloggi messi a disposizione nelle strutture apposite. Qui invece sono attese, lo ricordiamo, 34 persone. In totale si arriva a quella cifra di circa 80 che era stata preventivata nei giorni scorsi. Feriole si è un po' divisa, Feriole Selvazzano, rispetto all'arrivo di questo contingente di migranti. Ricordiamo tra l'altro che Selvazzano dentro da circa un mese e mezzo è comune commissariato, è caduta la giunta guidata dal sindaco Giovanna Rossi, e con decreto del Presidente della Repubblica dal 1° di agosto è stato nominato il dottor De Lucia commissario prefettizio. Anche su questo ovviamente c'è molta divisione in paese. Già noi sabato avevamo fatto un giro per capire qual era l'atmosfera all'interno di Selvazzano. Avevamo trovato i cittadini divisi, un po' come è accaduto sinceramente anche a Padova. Non tutti sono contrari all'accoglienza, e questo non tutti contrari all'accoglienza è ben evidente nel cartello che adesso il collega vi farà vedere, dove come potete vedere c'è un cartello con un fiorellino con scritto benvenuti in varie lingue, welcome. Quindi ci sono delle persone che li aspettano, che però ribadiscono come l'accoglienza all'interno delle palestre sia davvero difficile, soprattutto in questo momento di grande caldo. Allora io vi farei sentire quello che è il fronte dei sindaci più contrari, ovvero il fronte dei sindaci leghisti guidato da Marcello Bano, il sindaco di Noventa, che tra l'altro chiede un chiarimento a livello politico, perché ricordiamo il sindaco di Padova Sergio Giordani è anche presidente della provincia di Padova, i patti erano diversi, ha ribadito il sindaco di Noventa. Allora io vi lascio al sindaco di Noventa Marcello Bano, pronta a riprendere poi la linea da Feriole e da Selvazzano non appena ci sia l'arrivo del pullman che trasporta i migranti. Giordani ha sbagliato a stoccare delle persone all'interno di una palestra, a fare una tendopoli all'interno della palestra, perché giustamente nel suo comune può fare quello che ritiene, dopodiché fra 5 anni i cittadini decideranno se ha fatto bene o se ha fatto male, ma quando tu hai un ruolo come Presidente della provincia di Padova, dove non hai nessuna competenza in materia di immigrazione, non puoi utilizzare quegli spazi perché non risolvi il problema, credi di essere accogliente anche se non hai gli spazi e sei ostaggio di una maggioranza che è di estrema sinistra e crei un problema sul territorio. Non possiamo continuare a essere ricattati con la scusa dell'accoglienza diffusa, dicendo ma se non facevo così avrebbero fatto degli hub. Noi non possiamo, come amministratori, non è corretto, non c'è un rapporto istituzionale corretto dire questo, metterci sotto ricatto per l'accoglienza diffusa. Noi siamo, come Lega, lo dico, e come amministratore sono assolutamente contrario all'accoglienza diffusa, perché tu prendi un problema e lo spalmi sul territorio. Siamo assolutamente contrari agli hub perché non è
il consono per un paese dignitoso fare delle tendopoli nei paesi, nei comuni, è assolutamente sbagliato. Bisogna fare i CPR, identificare le persone, e quelle che hanno diritto a rimanere è giusto che siano accolte, quelle che non hanno diritto è giusto che vengano rimpatriate dal punto di partenza. Questo è quello che un amministratore deve poter fare, deve fare. Questo è il percorso corretto. Non è certo mettere a 3 settimane dall'apertura dell'anno scolastico delle persone in brandine facendo una tendopoli all'interno delle palestre. Non si fa così. Tra l'altro mettendo in difficoltà la provincia di Padova, dove c'era un accordo chiaro che si fa solo amministrazione, si pensa a fare scuole, ponti, strade, non aveva nessuna competenza in scelte politiche, quella di mettere dei migranti all'interno delle palestre. È un problema adesso politico che si ripercuote nella provincia di Padova. E questo era il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, che è stato a Focus venerdì sera e aveva rincarato la dose. Bano guida la protesta dei sindaci che non vogliono l'accoglienza né quella diffusa né quella nei cosiddetti hub. Tra poco ci collegheremo con Lina Paronetto da Gaiarine, perché anche lì sono in arrivo dei migranti ed è stata allestita un'ex scuola parrocchiale. Poi torneremo ovviamente da Chiara Gaiani nel caso dovessero arrivare questi uomini e queste donne a Selvazzano dentro, ma intanto andiamo a Trieste perché è ancora in corso la polemica per le donne islamiche che si sono lanciate in mare, hanno fatto il bagno con il burkini vestite ed è scoppiata una polemica che dura ancora. Vediamo. Buongiorno, anche lei il bagno in solidarietà ha fatto? Certamente sì, e per forza, povere donne. Forse per loro è già una cosa bellissima poter venire qua al mare. Bisogna vedere cosa pensano gli uomini a casa, forse gli uomini dovrebbero cambiare mentalità. Un flash mob partito dal basso e senza adesioni formali da parte di associazioni e partiti politici. Andiamo in acqua vestite, lo slogan delle manifestanti che nel lato donne del Pedocin hanno fatto sentire la loro protesta in solidarietà verso quelle cittadine musulmane che domenica scorsa sono entrate in acqua con i vestiti addosso. Circa 50 le donne che stamattina, poco dopo le 10, sono entrate in mare rivendicando i diritti di tutti. Solidarietà con chi per i motivi suoi culturali o di tradizioni con cui possiamo essere o meno d'accordo vuole venire al mare vestita e ha tutti i diritti di farlo. E sono qua per manifestare contro tutte le discriminazioni e per la libertà soprattutto, perché è una libertà che ci è costata molto cara e basta poco per perderla, e basta che qualcuno si permetta di dire che non si può entrare in acqua e poi da qua si va avanti e si arriva chissà dove. L'intolleranza non mi è mai piaciuta in nessun campo, in questo proprio mi vergogno. Cartelli e striscioni che sottolineano come l'inquinamento e la sporcizia non siano portati dalle bagnanti che entrano in acqua con gli stessi indumenti con cui vanno a passeggio, ma piuttosto dalle toccate delle navi da crociera. Sì, però noi abbiamo anche uno striscione molto significativo, perché tutta questa polemica sull'abbigliamento che bisogna tenere per andare in acqua svia in realtà l'attenzione da argomenti che sono davvero molto più cruciali, come davvero il fatto che l'acqua in cui mettiamo i piedi adesso è a 26 gradi, fa un caldo terribile, siamo nell'anno con i picchi di calore più alti e a pochi centinaia di metri attraccano delle navi da crociera che inquinano in una maniera devastante, altro che i vestiti delle persone che vanno in mare abbigliati come credono. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina Tele4, ma vediamo la contromanifestazione. Qui manifestavano donne e persone che erano favorevoli al burkini, sentiamo invece la contromanifestazione di chi invece è contrario. No, non mi piace, fa schifo, è una vergogna. Non tutte hanno apprezzato la protesta andata in scena del Pedocin questa mattina, anzi l'antimanifestazione per così dire si è fatta sentire tramite l'indignazione di altre donne che hanno criticato le bagnanti che entravano in acqua vestite.
Il clima peraltro era incandescente fin dall'inizio. Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato erano sul posto per verificare che tutto procedesse tranquillamente e, a onor del vero, incidenti non ce ne sono stati. Qualche scaramuccia tra le bagnanti però sì, applausi ironici, qualche commento e coro contro la protesta in atto. E come chi sostiene il senso della manifestazione, anche coloro che si sono dette contrarie hanno espresso le loro ragioni. Io penso che è un'ipocrisia. Tutte queste persone che sono qui oggi non le ho mai viste in 65 anni che vengo qua. 65 anni! Vengono qua solo perché sono strumentalizzate. Non mi permetto di dire alle signore che non possono entrare in acqua col vestito. Non sta a me, ecco, a decidere, anche se non sono favorevole. Guarda, schifo. Grazie. Non c'è neanche una delle loro. L'indignazione di fatti è passata anche per questo concetto. Non c'era un gruppo di donne di fede musulmana alla protesta, fattispecie eletta da alcune come segno di una manifestazione senza senso, ma serve precisare che effettivamente da quella domenica 13 agosto, giorno della contestazione rivolta alle donne musulmane che entravano in acqua vestite, di fatto pare che allo stabilimento non si siano più presentate le cittadine di fede islamica. Si sono spaventate e ora vanno tutte a barcola, è quanto ci hanno confidato alcune bagnanti durante la protesta di stamattina. Sia come sia, da Monfalcone a Trieste, quella di entrare in acqua con i vestiti è diventata la polemica dell'estate. È vero, la polemica dell'estate che non accenna ad attenuarsi. Intanto andiamo in diretta a Gaiarine con Lina Paronetto perché sono in arrivo altri migranti, pare che siano previste delle brande all'interno dell'ex scuola parrocchiale. A te Lina. Buongiorno direttore, buongiorno qui da Campomolino di Gaiarine con Renato Capoia. Siamo con il sindaco Diego Zanchetta, che saluto e ringrazio. Sindaco, buongiorno. Davanti all'asilo Maria Immacolata, quello che era quantomeno l'asilo Maria Immacolata, struttura parrocchiale, dicevi bene, in cui in realtà la prefettura vorrebbe eventualmente far ospitare in accoglienza diffusa dei richiedenti asilo. Vorrebbe perché il prefetto ha manifestato proprio al sindaco ma anche al parroco Don Luciano questa necessità naturalmente di accogliere i migranti nel territorio, ma soprattutto ben consapevole dell'inutilizzo attualmente di questo stabile. Quindi evidentemente la prefettura possiede un censimento di quelli che sono gli edifici pubblici, in questo caso parrocchiale, disponibili a un'eventuale accoglienza, ma sia il sindaco che è qui presente che il parroco hanno per ora detto no, per una serie di motivi. Sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Il primo motivo è che l'accoglienza dei profughi, l'ospitalità ai profughi non è un tema dei comuni, ne abbiamo già fin sopra i capelli con altre 1000 problematiche. Se penso poi a Gaiarine con i danni del maltempo ci siamo ancora dietro, quindi non è sicuramente questa una priorità per il comune. Non è una priorità assolutamente, non deve esserlo, e mi auguro che veramente sia così per tutti, buttarli là, nel senso che quando metti dei profughi al confine, perché poi di questo si tratta, qua solo se devono andare a prendersi qualsiasi genere di prima necessità, faccio ad esempio la classica bottiglia d'acqua, devono avere qualcuno che li porti, perché il primo supermercato vicino sono 4-5 chilometri da qua, quindi la vedo veramente difficile che questa possa essere un'accoglienza diffusa e soprattutto che vada nello spirito dell'integrazione. Ecco direttore, qui diciamo che anche la modalità è un po' particolare, no? Nel senso, il prefetto era venuto in visita istituzionale di cortesia, insomma una di quelle ricognizioni giustamente che si fa nei comuni per conoscere le realtà, il prefetto Angelo Sidoti, poi di fronte proprio alla domanda se ci fossero strutture il sindaco aveva risposto di no, tempo 15 giorni a una riunione invece in prefettura è stato lo stesso prefetto appunto a sottoporre questa ipotesi di questa struttura parrocchiale che non viene usata da parecchio tempo e, come diceva il sindaco, è in una zona piuttosto isolata. Sindaco, però qui siamo vicini anche all'ex caserma Serena di Oderzo. Le realtà degli hub, dei grossi centri di accoglienza in cui sono concentrate centinaia di persone, voi ce le avete sotto gli occhi. Il sindaco di Treviso dice questa è una strada non più percorribile. Lui anche come presidente ANCI ha sposato la linea dell'accoglienza diffusa. Cosa si sente di dire su questo?
Mi sento di dire che basta andare in giro a Oderzo, sono qua a pochi chilometri, non c'è ora del giorno che tu passi e non veda queste persone all'esterno e in giro per il paese. Se questa è accoglienza diffusa, cioè, scusate, se questo è un modo di gestire la problematica dei profughi, anche no, direi proprio veramente non ha senso. Ma penso soprattutto in primis per loro, perché che sia chiaro, non è un rifiuto così tanto sono persone che sicuramente sono qua non per colpa loro, molto probabilmente scappano, sono fuggite da situazioni particolari, per cui credo che ognuno, come a noi tutti piace il proprio paese, immagino che anche a loro, quindi nel momento in cui vanno via e lasciano il proprio paese perché c'è qualcosa che non funziona nel loro, ma non è questo il sistema sicuramente per accoglierli, ecco, assolutamente no. E quale potrebbe essere la strada allora, Sindaco? Ma che ci siano strutture fatte. Beh, intanto la prima situazione è di aiutarli a casa loro, questo credo sia innegabile, anche se magari può sembrare retorico, ma e poi ripeto, in strutture accoglienti dove qualcuno che sappia fare quel tipo di lavoro, perché poi alla fin fine di lavoro si tratta, li integri nella comunità. Si diceva prima, anche Gaiarina è pieno di cartelli, cerca operai, cercasi tecnici, cercasi, e non si trova nessuno. Trovandoci in sinergia prefettura, il mondo imprenditoriale e perché no anche le amministrazioni, ma la parrocchia, ma chiunque faccia volontariato, penso alla Caritas che abbiamo qua, si possa concertare un tavolo veramente serio dove ci si possa mettere a tavolino e dire ok, persone che vengono qua per lavorare come facevano i nostri padri, i nostri nonni una volta, perché no? Quello si può fare. Diciamo che ci sono tutta una serie di circostanze che necessariamente portano a questo. Sì, stanno uscendo sempre di più queste circostanze che veramente non c'è qualcosa che non va. Ringrazio e non vorrei essere nei panni del prefetto perché sta gestendo una situazione anche per lui, immagino, dura e imbarazzante, anche per lui stesso. Certamente, in ogni caso da Campomolino arriva per ora un no, questa struttura non sarebbe comunque in questo momento in grado comunque di ospitare delle persone parzialmente probabilmente inagibili, ci sarebbero dei lavori da fare, per cui probabilmente questo è solo uno dei tanti esempi. Sicuramente, Sindaco, ci saranno stati altri suoi colleghi contattati in questo periodo in cui la pressione anche dal centro, dal Ministero sarà sicuramente forte. Sì, immagino anch'io, non ho accortezza di altre amministrazioni, ma sicuramente sì, quel giorno con il prefetto non c'era solo Gaiarina nell'elenco, ce n'erano tanti altri comuni, quindi credo che l'iter che ha intrapreso con la nostra amministrazione lo abbia intrapreso poi anche con le altre. Sul fatto che sia inagibile obiettivamente non lo so, io l'ultima volta, perché avevo il medico di base che esercitava anche all'interno qua, ma saranno passati almeno 10 anni ed era preso comunque male lo stabile. Immagino che, anzi sono sicuro che da quella volta non sono più stati fatti dei lavori, quindi reputo proprio che perché sia ancora vivibile per delle persone umane ci siano dei lavori da fare. Credo la parrocchia abbia difficoltà di investire soldi, sono certo che il comune sicuramente non ne ha da investire, se poi qualcun altro li vuole investire lo vedremo. Quantomeno dovrebbe metterlo lo Stato, voglio dire, se vuole ospitare dei migranti. Penso proprio di sì. Direttore, noi da Campomolino ti restituiamo la linea, siamo certi che appunto la situazione di Gaiarine sia simile a molti altri centri, non solo della Marca Trevigiana ma anche del Veneto, che si trovano di fronte a questo dilemma. A voi la linea studio. Grazie a Lina Paronetto e al sindaco di Gaiarina. È vero, come diceva Lina, tantissimi comuni nelle stesse situazioni. Sotto attacco c'è Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, accusata di avere cambiato linea sui migranti, di essere passata dall'annuncio, dalla richiesta di blocchi navali alla accoglienza. Vediamo un servizio della 7 proprio su questo cambio di rotta. Vediamo. Cari amici di sinistra che siete invece per una immigrazione incontrollata che favorisce la grande speculazione finanziaria, il George Soros e tutti questi vostri cari amici. La battaglia contro l'immigrazione irregolare, con annesse dichiarazioni di guerra soprattutto alle ONG, è sempre stato il cavallo di battaglia di Giorgia Meloni. Quando salvi qualcuno, prendi
e lo devi mettere in salvo immediatamente, perché se tu salvi qualcuno e lo lasci su una nave per settimane a cercare altra gente finché la nave non è piena per portarla nel porto italiano che tu scegli, quello non è salvataggio, quello è fare il traghetto. La strage di Cutro apre però una nuova fase. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Dopo aver convocato il Consiglio dei Ministri nel luogo della tragedia, la retorica cambia e si passa alla linea dura nei confronti degli scafisti. Trovare alternative che ci consentano di favorire una migrazione legale e di stroncare le reti di trafficanti. Noi non possiamo continuare a consentire che la selezione di ingresso a casa nostra la facciano reti di criminali. Inizia così la stagione dei vertici bilaterali di Giorgia Meloni. Se con la Francia, pure a fatica, viene trovato un accordo, con l'amico polacco il dialogo risulta più difficile. Sono ammirata da come Mateusz Morawiecki dimostra forza nel difendere gli interessi della Polonia, ma sia chiaro che non c'è tra noi divisione su questo, perché lavoriamo sullo stesso obiettivo fondamentale, che non è discutere su come gestire la migrazione illegale in Europa, ma è discutere su come fermarla. Anche senza Polonia e Ungheria, l'Unione Europea firma il suo accordo con la Tunisia di Sayed. Siamo molto soddisfatti del memorandum d'intesa che viene firmato oggi. È un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Purtroppo però nessun accordo può fermare la furia del mare e la conta delle vittime infatti prosegue. E la conta delle vittime prosegue. Questo era un servizio della 7 che riassumeva un po' tutta la fase degli accordi con i paesi stranieri, soprattutto del Nord Africa, con anche l'inutile tentativo con Polonia ed Ungheria di far ridistribuire i migranti in Europa, e quindi la Meloni si trova davvero, questo governo si trova davvero con una polveriera che rischia di esplodere da un momento all'altro. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo a Venezia in diretta da Ilaria Marchiori, perché ricordate l'artefice di uno slogan che è andato in giro in tutto il mondo, è stato riportato da televisioni e radio. Attenzione pickpocket, attenzione pickpocket. Questa donna coraggiosa aveva subito il furto del proprio cellulare, però è riuscita a tornarne in possesso, a quanto sembra. Sentiamo cosa si dice Ilaria Marchiori da Venezia. A te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Venezia in compagnia di Monica Poli, dei cittadini non distratti. Ovviamente, soprattutto nell'ultimo periodo, l'abbiamo vista e sentita. Addirittura ha fatto il giro del mondo la sua iniziativa Pickpocket per segnalare la presenza di borseggiatori e borseggiatrici a Venezia. Ma qualche giorno fa, ahimè, Monica, lei stessa è stata vittima di un furto. Cos'è accaduto? Allora, mi trovavo in una zona che di solito frequento poco, al ponte di San Tomà, ero in compagnia di alcune persone, ci siamo diretti verso Calle dei Sauneri, ho messo il telefono in tasca e purtroppo avevo la tasca piccola, il telefono, ora ci sono questi telefoni molto grandi, è passato, mi sono sentita un attimo, come si può dire, toccare, e il telefono non c'era più. Al primo momento ho pensato che mi fosse caduto o che l'avessi messo in borsa, e invece mi era stato praticamente preso. Ecco, lei esclude che siano stati appunto le borseggiatrici, insomma una sorta di ripicca, poi l'ha anche trovato tra l'altro il telefono. Io sinceramente al 99% escludo questa ipotesi.
Senta Monica, dopo questo episodio si sono susseguite una serie di polemiche sia nei suoi confronti che proprio nell'attività, soprattutto per quanto riguarda la notorietà che lei, diciamo, negli ultimi mesi ha conquistato, senza volerlo, tra l'altro, specifichiamolo. Polemiche tra chi dice che non bisognerebbe evidenziare questa problematica di Venezia e chi l'ha, diciamo, in qualche modo ha accusata di voler essere una protagonista. Della mia notorietà a me non interessa assolutamente nulla. Quello che importa è appunto tutelare turisti, residenti, persone fragili qui a Venezia. Questo è un problema che c'è da anni e se questo è un problema per alcuni, tutelare le persone sinceramente a noi cittadini distratti non importa. Noi vogliamo una risposta, visto che abbiamo inviato una lettera al ministro Piantedosi e al ministro Nordio, noi vogliamo risposte riguardo alla riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati. Questa riforma, è stato detto molte volte, va cambiata. Non si può, sono mesi che si parla, però sinceramente qui si parla solo e non si fanno i fatti. Monica Poli, la ringrazio per questa testimonianza. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Monica Poli. Monica Poli era stata a Focus l'8 settembre scorso. Sentiamo una parte di quello che ci aveva detto. Inizio perché si era chiesto una serie di cose da anni, cartelli, display sonori per avvisare magari nei vaporetti o nei maggiori pontili, Piazzale Roma, stazione. E questo qualcuno era un po' contrario perché poteva rovinare l'immagine di Venezia. Adesso qualcosina si è mosso perché si è visto che purtroppo serve. E come ha detto anche Lorenzo, noi in questo momento dobbiamo ringraziare tantissimo il nuovo prefetto di Bari che si sta adoperando con le forze dell'ordine nel contrasto dei borseggi in maniera proprio decisiva. Questa era Monica Poli a Focus un paio di settimane fa. Adesso andiamo in diretta a Padova da Francesco Rattai perché è andato in fiamme un grande magazzino cinese con grossi danni. Sentiamo in diretta Francesco Rattai, a te la linea. Sì, buongiorno da Padova. Lo vedete alle mie spalle, quel che resta del devastante incendio che ha colpito questo capannone ieri sera alle 9. Subito l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con più di 10 mezzi, 22 operatori. Hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. Lo vedete ancora adesso c'è qualche focolaio, si vede un po' di fumo, non è completamente conclusa l'operatività dei vigili del fuoco. Il tetto è collassato all'interno della struttura. Questo era un magazzino, un deposito di materiale di proprietà cinese. All'interno c'era un po' di tutto, ci hanno detto. C'erano oggetti di plastica, c'era una pelletteria, c'erano vestiti. Era appunto usato come deposito per le spedizioni del materiale. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare a quest'area, che sono quasi 2000 metri quadri di area, a limitare il rogo a questo capannone e a non estendersi agli altri vicini che vedete nelle vicinanze. Abbiamo sentito il funzionario dei Vigili del Fuoco presente sul luogo che sta coordinando i lavori. L'incendio è stato segnalato poco dopo le 21 e ha riguardato circa 1900 metri quadrati di capannone suddiviso in vari ambienti, in vari, diciamo così, spazi,
con delle pareti che non arrivavano al soffitto e chiuse subaffittate con, diciamo così, una serie di subaffitti a cascata e dentro materiale di vario tipo. Cosa c'era dentro? Merce di vero tipo? Adesso è molto difficile individuarlo perché l'incendio ha prodotto il collasso del tetto e quindi il contenuto è stato in buona parte distrutto. Mi è stato riferito che c'era dall'alimentare al prodotti per, diciamo così, materiale plastico per uso domestico, diciamo tutti quei materiali di basso costo che troviamo nelle attività, ecco, di questo tipo di negozi. Ecco, queste le parole del funzionario intervenuto sul luogo del rogo. È ancora mistero sulle cause che hanno portato a questo grandissimo e devastante incendio. Pensate che la colonna di fumo era visibile a molti chilometri di distanza, si vedeva anche dal centro cittadino. L'amministrazione comunale assicura che non ci sono problemi per la salute pubblica, anche se si stanno aspettando i rilievi fatti dall'ARPAV. Fortunatamente, ci hanno spiegato, il fumo è andato verso l'alto, non andando a interessare una zona in particolare, e quindi si è disperso più facilmente e più uniformemente. Resteremo comunque in attesa dei dati dell'ARPAV per segnalarveli se dovessero arrivare. Da Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie molte Francesco Rattai. Intanto sono di nuovo molto alte le temperature, in particolare fino a giovedì caldo rovente a nord-est, vedete il titolo del Gazzettino, poi arriva il ciclone Poppea, previsti temporali, grandinate e vento forte, le temperature scenderanno anche di 12 gradi. E tutto questo davvero fa preoccupare, soprattutto per quanto riguarda i ghiacciai, si stanno sciogliendo i ghiacci delle nostre montagne, c'è preoccupazione alla Marmolada dove a poco più di un anno dalla tragedia che riguardò la morte di 11 alpinisti che furono travolti da un serracco, si teme che la situazione possa ulteriormente peggiorare, che ci possano essere altri crolli. Vediamo. Io direi che si manterrà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina attorno ai 5.050-5.100 metri di quota. E questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolana. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del serracco del ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire, in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno.
Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba, Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi, direi, fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica. Questa era Tiziana Bolognani. Intanto sentiamo un altro esperto intervistato dal Gazzettino. Sentiamo cosa ha detto. Del Gazzettino siamo qui con Flavio Tolin, responsabile delle stazioni meteorologiche dell'Associazione Meteo Triveneto e ideatore e finanziatore di www.marmoladameteo.it. Buongiorno Flavio, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, siamo qui per parlare di questa ondata di caldo straordinario che comprende anche la Marmolada e che è ben visibile anche dalla tua stazione meteorologica. Cosa sta succedendo? Abbiamo innanzitutto un anticiclone subtropicale che si sta spingendo da sud-ovest verso le regioni dell'Europa centrale e con i suoi tentacoli porta caldo, molto caldo in quota. Tanto per dare un numero di oggi, abbiamo lo zero termico in Svizzera che ha toccato un valore record di 5.300 metri. Mentre nelle nostre zone abbiamo uno zero termico intorno ai 4.500 metri. Attualmente in questo momento qua guardo il computer, abbiamo un valore di ben 11,1 gradi in Marmolada con un tasso di umidità del 60%. Questo unito al forte sole che c'è in Marmolada oggi può far percepire molto molto caldo e sicuramente le rocce assorbiranno sempre più calore e il ghiacciaio di conseguenza tenderà sempre di più a sciogliersi. Tanto per dare altri 2 o 3 dati di stazioni meteo, sempre della nostra associazione, abbiamo 13 gradi in questo momento al Pitzboe, che sono 3.152 metri. Però, numeri importanti che inevitabilmente, riportano un po' anche alla memoria quel 3 luglio del 2022 e lì le temperature erano molto molto elevate. Allora, in quel giorno là la stazione di Mia non c'era ancora o era in fase di test. Mentre la stazione meteo ARPAV ha rilevato una massima di 10,7 gradi intorno all'ora del distacco. In questi giorni qua abbiamo valori che sono dall'11 di agosto sempre superiori ai più 9 di temperatura massima. Tutta la serie mi riporta valori di 9, 10, 11 gradi fino al raggiungimento del 19 di più 13,3 gradi. Bene, questa era un'intervista di una collega del Gazzettino a un esperto. Avete sentito cosa ha detto, ha ribadito dati allarmanti e purtroppo in montagna ci sono anche incidenti, ce ne sono stati tanti recentemente. Vediamo l'ultimo in ordine cronologico, vediamo. Fine settimana costellato di incidenti in montagna, il più grave a Valli del Pasubio dove si è consumata una tragedia. Roberto Bortoletti, un escursionista 62enne di Marostica, ha perso la vita sul Monte Cornetto ruzzolando tra le rocce per un centinaio di metri. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sul sentiero che scende verso la Sella. 3 escursionisti hanno assistito alla scena. L'uomo che procedeva da solo ha perso la presa della corda, precipitando a valle e morendo sul colpo. Molto complesse le fasi del recupero della salma che si sono concluse verso le 17. Le nuvole basse, impedendo l'avvicinamento dell'elisoccorso, hanno costretto i volontari ad organizzarsi in 2 squadre e risalire sul luogo dell'incidente da 2 diversi versanti. La barella con la salma infine è stata calata attraverso il bosco per 800 metri. Nella stessa mattinata un alpinista è rimasto ferito volando per una quindicina di metri sul primo tiro della via Carlesso al Bafelan. La centrale operativa del SUEM ha dovuto allertare il soccorso alpino di Schio, poiché anche in questo caso l'elisoccorso era impossibile a causa della scarsa visibilità. I volontari hanno dovuto scalare una 60ina di metri in parete per raggiungere l'infortunato e il compagno di cordata. È stato poi portato in ambulanza a Rifugio Campogrosso e trasferito infine in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
A Sant'Orso sul Monte Summano una 79enne del posto è rimasta infortunata ad una caviglia bloccandosi mentre si trovava nei pressi della cima. È stato necessario far intervenire il soccorso alpino di Arsiero visto che le squadre erano già coinvolte negli altri 2 incidenti. I 7 volontari hanno aiutato la donna trasportandola all'ambulanza che stazionava casualmente sul posto a una quindicina di minuti di strada a piedi sul sentiero. A Laste Basse, sull'altipiano dei Fiorentini, un escursionista 49enne di Tonezza del Cimone è stato colto da malore in una radura. Raggiunto dai soccorritori di Arsiero, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso con l'elicottero di Verona Emergenze. Il 20enne che è scomparso nel lago Morto tra Vittorio Veneto e il lago di Santa Croce, non si riesce a trovare il corpo, sono entrati in azione robot e anche sofisticate tecnologie, ma il corpo di questo ragazzo 20enne, Andrei, non si trova. Vediamo le ultime notizie in questo servizio della nostra redazione di Treviso. In tarda mattinata, Liona, mamma di Andrei Boichenko, arriva al lago Morto accompagnata dalla zia. Dopo una notte di disperazione sono le ore più difficili per la famiglia del 20enne, originario della Russia e da anni residente a Mestre, scomparso nel pomeriggio di ieri nel grande specchio d'acqua sul Fadalto. Mantengono il riservo davanti alle telecamere, troppo il dolore per la scomparsa del figlio. È il momento della straziante attesa. Continuano da oltre 24 ore, infatti, l'immersione dei sommozzatori per verificare alcuni punti di ricerca. In queste ore le squadre si sono calate in acqua utilizzando la sciabica, una tecnica che consiste nel legare una corda piombata a 2 boe e farla scorrere, scandagliando così il fondale del lago. Un lago insidioso, dicono vigili del fuoco e residenti. L'acqua molto fredda e la sua profondità, che nel centro arriva a toccare i 50-55 metri, lo rende uno specchio d'acqua complesso da ispezionare. Un fondale inaccessibile ai sommozzatori che possono raggiungere il limite massimo dei 20 metri. Prosegue senza sosta l'attività dei vigili del fuoco in immersione con l'ampliamento del cono di ricerca nell'attesa dell'arrivo dei robot subacquei. Sulle rive del lago dalle prime ore della mattina anche gli amici a sostenere la famiglia. È malissimo, quando tu non ce l'hai i genitori, ce l'avevi un amico, adesso è morto così, perché è uscito con altri amici e stava qua. Fa male? Anche troppo. E familiari e amici accorsi sul lago Morto hanno seguito per tutto il giorno le ricerche incessanti dei vigili del fuoco. Squadre arrivate da più province del Veneto. Un lavoro minuto dopo minuto per restituire a una mamma il corpo di suo figlio. Servizio di Edi Kaliman, e tra l'altro ieri una giornata calda con temperature elevate, tantissimi bagnanti, tantissime persone, nonostante sapessero che erano in corso delle ricerche di un cadavere, hanno fatto il bagno come se niente fosse, davvero da restare sorpresi, sconcertati. La morte il 6 maggio scorso di Nikolai Botnari, 37 anni, cittadino moldavo da molti anni residente in città. L'uomo era uscito di strada con la sua auto all'altezza dell'Ungargine Donati in città, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'episodio era stato archiviato come un incidente senza responsabilità di terzi. Ora la famiglia di Nikolai, la mamma e la sorella, chiedono alla polizia locale di Padova di riaprire l'indagine, convinte che Nikolai non possa avere fatto tutto da solo. Sarà la procura a decidere se siano necessari o meno ulteriori accertamenti. Sono in corso controlli rigorosi da parte delle forze dell'ordine nei parchi di Vicenza, ovviamente in particolare a Campomarzo. È un'operazione contro lo spaccio di droga.
Parchi ed edifici abbandonati sono stati l'obiettivo principale dei controlli straordinari interforze durante il weekend nel territorio comunale di Vicenza e che si sono conclusi nella mattinata di oggi. Pattuglie di agenti di Polizia di Stato e locale con i finanzieri hanno ispezionato i luoghi che erano stati segnalati dai cittadini per il ripetersi molesto di episodi di microcriminalità legati allo spaccio di droga e comportamenti di grave disturbo della quiete pubblica. Ispezioni iniziate sabato e proseguite a notte inoltrata anche a ridosso di alcuni centri commerciali, oltre che nelle zone calde a ridosso di Campo Marzio e del Quadrilatero. Effettuati anche 5 posti di blocco sulle principali arterie stradali che hanno portato alla verifica di 63 autoveicoli. 133 le persone complessivamente controllate, 55 straniere e 37 con precedenti penali di polizia. Al termine dell'operazione il questore Paolo Sartori ha disposto 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per cittadini stranieri pericolosi con numerosi precedenti penali risultati irregolari in Italia, con l'obbligo di lasciare il paese entro una settimana, pena l'accompagnamento coatto e l'immediato rimpatrio. 3 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza per soggetti socialmente pericolosi che non hanno legami con il territorio e diffidati a rientrare per un periodo di 3 anni e 4 avvisi orali a pregiudicati che si sono macchiati di reati contro il patrimonio, contro la persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Servizio di Daniele Garbin. Adesso torniamo a Padova perché un 18enne aveva creato un fiorente mercato di spaccio di droga su Telegram. Infatti ormai gli stupefacenti viaggiano anche sulla rete. Dalla scoperta di una cessione di 5 grammi di hashish in una laterale di via Tiziano Aspetti all'Arcella a Padova a quella di un fiorente traffico di droga su Telegram gestito da un 18enne. È così che gli agenti della squadra mobile di Padova sono risaliti allo spacciatore che aveva dato vita a una sorta di attività imprenditoriale. La compravendita era gestita su un canale appositamente dedicato sui social network. In casa del giovane individuata altra droga, qualche dose già pronta alla vendita e l'attrezzatura necessaria per il confezionamento. Un 18enne in grado di assicurare ai clienti anche la copertura durante le vacanze estive attraverso un complice, tanto che, nonostante la giovane età e il fatto che fosse incensurato, per lui sono scattati gli arresti domiciliari presso casa sua. Il 18enne è stato giudicato per direttissima e condannato a 5 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 3.000 euro con sospensione della pena. Andiamo con i titoli del Gazzettino e di altri giornali locali. Migranti dopo 2 giorni in 13 sono scappati dalla scuola di Falconetto, poi vedremo, qui siamo a Padova, ma poi ci collegheremo di nuovo con Chiara Gaiani da Selvazzano, dove stanno arrivando altri migranti, anche con Lina Paronetto invece a Gaiarine. Altro titolo del Gazzettino: 2 cameriere stangate dall'autovelox delle polemiche, 55 multe. In un mese c'è stato un sit-in davanti alla prefettura di Padova. E poi vediamo Maxi Luna Park al posto dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino a Mestre. Per ora è un'ipotesi, ma pare che possa essere un Luna Park targato Zamperla, che è il re vicentino di questo settore. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 4 professionisti ritenuti responsabili di un raggiro ai danni di un imprenditore agricolo padovano in difficoltà finanziaria, al quale avevano promesso un guadagno di 2 milioni di euro a fronte di un investimento di 250.000 euro. I 4, un avvocato trevigiano, un agente di commercio di Bolzano, 2 consulenti finanziari delle province di Roma e Viterbo, hanno indotto la vittima a emettere 5 assegni circolari da 50.000 euro ciascuno, che sarebbero serviti per realizzare un'operazione di finanza strutturata. Gli accertamenti bancari delle Fiamme Gialle hanno invece dimostrato che i 5 assegni sono stati incassati dal legale trevigiano e divisi con complici e in parte utilizzati per l'acquisto di una Porsche Cabriolet e l'emissione di altri assegni circolari. Davvero i truffatori di alto e di medio e di basso livello sono sempre in azione, per cui bisogna sempre fare molta attenzione.
La notte tra il 20 e il 21 agosto del 2007, cioè 16 anni fa, il massacro di Gorgo al Monticano che cambiò per sempre la Marca, la barbara uccisione dei coniugi Pellicciardi da parte delle belve di Gorgo. Stasera alle 18:30, come ogni anno, la messa in memoria di Guido e Lucia nella chiesa del paese, un modo per ricordare, non dimenticare mai la tragedia che mutò il concetto di percezione della sicurezza. Sentiamo cosa aveva detto il figlio della coppia, Daniele Pellicciardi, in un'intervista ai nostri microfoni realizzata pochi mesi fa da Lina Paronetto nei nostri studi. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, ecco, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case e sicuri delle forze dell'ordine che ci siano e questo dà un senso di sicurezza alla gente. Ricordare, per quanto possa essere doloroso, lo aveva ribadito solo qualche mese fa ai nostri microfoni Daniele Pellicciardi e ora che il momento è arrivato la memoria ritorna. Una messa per Guido e Lucia, come ogni anno, per non dimenticare due genitori affettuosi, una coppia felice strappata alla vita nel modo più brutale. I simboli dell'evento che ha cambiato per sempre la percezione della sicurezza nella Marca, che da allora a ogni violenta rapina in casa ha sempre riportato a galla le istantanee della notte dell'orrore. Orrore prima di tutto per lui, Daniele, il figlio che quella notte trovò per primo i suoi genitori nella dépendance di Villa Durante, custodi da appena 5 mesi e massacrati dalle belve in cerca dei codici di una cassaforte che i poveri coniugi non potevano conoscere. Lo shock di una comunità, le indagini, gli arresti, il processo. Non ha mai lasciato il paese, Daniele, non vuole farlo, ma da allora le sue parole, oltre al ricordo di mamma e papà, sono sempre state improntate al desiderio di una giustizia diversa, di una giustizia migliore. Anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori. C'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e a essere sicuri, anche perché rischiano. Prima di tutto rischiano la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare. Ecco, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma e dopo se succede questo o quell'altro. Devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità e questo deve esserci delle buone leggi, devono esserci delle buone leggi. Oggi in regia questa mattina ci sono Italo Morao e Francesco Ceron. Prima di andare in pubblicità vediamo i titoli del Corriere del Veneto, il maxi incendio nella pelletteria, il capannone distrutto, giallo sulle cause, no? Questo magazzino cinese di cui vi abbiamo parlato prima in diretta. Verona, arriva il telelaser implacabile che vede anche nell'abitacolo. Chissà cosa avranno detto a questa notizia i multati di Cadoneghe che hanno protestato davanti alla prefettura di Padova. E poi il caldo record sulla Marmolada con temperature di 14 gradi, si studiano teli copri neve. Reinhold Messner, un grande della montagna, l'alpinismo da turisti è diventato un pericolo. Vicenza, escursionista muore dopo un volo di un'ottantina di metri sul monte Cornetto. Andiamo a un breve break pubblicitario e poi rientriamo subito con Focus TG. State con noi. E la questione dei migranti è sempre al centro delle polemiche. Vedete l'alert bipartisan dai sindaci, rischio che restino in strada. Il Viminale con Piantedosi replica contro il PD ma dimentica le proteste dei forzisti. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Ne abbiamo parlato prima con Lina Paronetto e Chiara Gaiani collegate in diretta. Adesso andiamo a sentire a Bassano del Grappa cosa dicono i cittadini, i sindaci. Li ha sentiti Alex Giuliano. A te la linea, Alex.
Un buongiorno allo studio, un buongiorno come sempre ai nostri telespettatori. Siamo a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco Simone Bontorin per parlare ancora di migranti e accoglienza dei migranti nel territorio. Tra poco ascolteremo la voce proprio dei residenti, dei cittadini di Romano Dezzelino su questo tema, ma prima facciamo il punto con il sindaco e così in rappresentanza dei sindaci, degli amministratori del territorio, qual è adesso ad oggi la situazione, perché si parla anche di un possibile a un certo punto out-out, quindi di un obbligo di accogliere appunto i migranti sul territorio comunale. Beh, la situazione dei migranti non è semplicemente uno slogan che poi viene riportato sui titoli dei giornali, ma è un qualcosa che tocca tutte le comunità da vicino. Andare ad imporre l'obbligo di accoglienza significherebbe per un sindaco come sottoscritto portare a chi mi obbliga le carte degli sfratti esecutivi delle 15 famiglie che abbiamo qui a Romano, e di conseguenza credo che non possa avvenire una cosa del genere. Evidentemente, se il problema c'è è a livello nazionale, deve prendersene carico il governo con tutti gli annessi e connessi. Come il sindaco prende la bicicletta e pedala, anche il governo faccia la stessa cosa. Non è una questione semplice di dire blocchiamo gli sbarchi, perché immagino che sia una cosa più a medio-lungo termine. È una questione di agire nell'emergenza, e quindi se deve essere presa qualche decisione su centri di accoglienza grandi come era stato in passato con gli hub, piuttosto che su situazioni in cui viene chiesto un versamento, comunque una gabella ai comuni, piuttosto che avere delle accoglienze diffuse, sì, ci possiamo anche ragionare, ma è sicuramente un qualcosa di emergenziale. L'accoglienza così imposta, secondo me, non funziona, crea dissapori, crea problemi, tensioni sociali e soprattutto va ad acuire una fase di pre-emergenza sociale relativa anche allo stop del reddito di cittadinanza in quei nuclei familiari che ne hanno beneficiato secondo quelli che erano i requisiti. Per cui io dico attenzione, Romano può fare la propria parte nell'insieme del territorio, quindi parliamo col prefetto, capiamo dove sono queste aree, ragioniamoci, però l'out-out credo che non verrà. Se verrà risponderemo. E allora, a proposito di risposte, nel ringraziare il sindaco Simone Bontorin e nel salutare voi e lo studio, adesso ascoltiamo proprio le risposte alla nostra domanda sull'accoglienza dei migranti nel territorio comunale dei cittadini di Romano. Arrivo dei migranti nel territorio, lei sarebbe favorevole, contrario e soprattutto dove metterli? Favorevole sì, dove metterli è un problema, perché gli spazi vedo che non ci sono. E l'accoglienza penso che deve essere non soltanto limitata a un dormitorio, ma qualcosa in più, insomma, un'accoglienza più a 360 gradi. Distinto direi contraria. Dove dovrebbero alloggiare secondo lei? Caserme inutili, non so, oppure nelle case vecchie da sistemare, ma non è semplice. Mi sono stato emigrante, però non mi ha messo sul campo. Siamo andati a lavorare, abbiamo prima di entrare nell'azienda, cioè nel posto, siamo andati, mi ho fatto la domanda, avevo già un posto di lavoro e prima di avere tutte queste cose dovevo farmi un mazzo. E dopo mi ha dato tutto quello che mi è stato giusto da darmi. Sono stato in Francia, siamo stati migranti, quindi abbiamo vissuto là, ho avuto dei figli, ma sempre per merito, cioè abbiamo dovuto prima tirarsi su le maniche e dopo avere. No, come qua chi dà senza aver niente di ritorno. Facile. Lei favorevole o contrario all'arrivo di migranti nel territorio? A un certo limite va bene, adesso è H troppi. Diciamo l'accoglienza è giusta perché è distribuita per tutta l'Europa, non che l'Italia sia la pattumiera. Chiaro. Signora, lei è contraria invece? Contraria. L'Italia su terra che è meglio, per conto mio. Allora, un grosso problema anche in Friuli Venezia Giulia, anche per la presenza di tantissimi minori non accompagnati. Sentiamo una delle tante sindache, dei tanti sindaci che sono alle prese con questa difficile situazione, la sindaca di Monrupino. Vediamo.
2 giorni fa ho dovuto affrontare un grosso problema di sistemare 2 minorenni che sono stati trovati sul nostro territorio. Il problema è che noi piccoli comuni non abbiamo a disposizione mezzi finanziari per coprire strutture ricettive diverse da quelle autorizzate dall'ambito sociale. Parte da questo singolo episodio di difficoltà nella gestione di 2 giovanissimi migranti pakistani, Tania Cosmina, sindaco di Monrupino, per lanciare l'allarme e chiedere con forza un tavolo urgente in prefettura. Il problema riguarda tutti i comuni dell'area triestina, in particolare quelli più piccoli come il suo, che non dispongono di molte risorse, ma come gli altri devono farsi carico dei minori non accompagnati. Quindi abbiamo grossi problemi di copertura e questo causa poi tutta una serie di inconvenienze che non possono gravare sulle piccole realtà come le nostre. Per questo ho parlato anche con il prefetto Signoriello 2 giorni fa, chiedendo il più presto di convocare un tavolo tecnico al fine di trovare una soluzione per tutti i sindaci del territorio, quindi una struttura attrezzata per gestire soprattutto i minori stranieri non accompagnati che non si possono mettere nelle strutture ordinarie. Ringraziando il sindaco di Trieste, la dirigente comunale e la prefettura per l'aiuto ricevuto nella sistemazione dei 2 giovani pakistani, Cosmina rilancia l'idea di utilizzare una caserma dismessa a servizio di tutto il territorio per ospitare in modo adeguato i migranti minorenni che sicuramente arriveranno a breve nei flussi in aumento dalla rotta balcanica. Una struttura che andrebbe a coprire le necessità di tutti i 6 comuni della provincia di Trieste. Quindi un aiuto per tutti quanti, non solo per Trieste che ha più disponibilità, ma soprattutto per noi piccoli che abbiamo mancanza di strutture ricettive. E questa era un'intervista di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Migliorano, ma restano ancora serie, le condizioni di un'anziana signora che è rimasta intossicata nell'incendio della sua abitazione a Santa Lucia di Piave. A salvarla sono stati i vigili del fuoco. È ancora in terapia intensiva, speriamo che si riprenda presto. È una brava persona, merita tutto l'affetto da parte nostra. Amici e vicini alla spicciolata raggiungono l'abitazione di Giuseppe e Severina Vettorelli in via Foresto Ovest a Santa Lucia di Piave, dove il cortocircuito di un elettrodomestico in cucina ha causato un incendio al piano terra della bifamiliare. Il fumo nero denso è salito al primo piano dove si trovavano i 2 anziani coniugi. Mentre il marito di 74 anni è riuscito a uscire e a scendere le scale, la moglie di 75, bloccata all'interno dell'abitazione, è rimasta intossicata. Impossibile per lui rientrare, sono stati i vigili del fuoco accorsi con autoscale e autobotte dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto a trarre in salvo la pensionata, trasportata poi in elisoccorso in ospedale a Treviso, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto si è recato anche il sindaco Fiorenzo Fantinel. La casa è stata dichiarata inagibile. In attesa di notizie sulle condizioni dell'anziana, il figlio e gli amici stanno cercando di ripulire le stanze annerite dal fumo. I vicini hanno portato la loro solidarietà. Conosco bene fin da piccola, sono delle persone fantastiche, molto bravi, infatti non meritavano una cosa così. I 2 anziani stavano andando a dormire, prima uno scoppio, poi il fumo e il panico. Il marito, solo leggermente intossicato, è stato visitato in ospedale a Conegliano e dimesso. Nella borgata e in paese tutti si augurano che ritorni a casa presto anche la moglie. Sì, speriamo bene proprio per lei. Mi dispiace tanto proprio per lei, tanto, ma anche per lei, anche per casa, per tutto. Mi dispiace proprio avere una casa che va così. Davvero, meno male che non ci sono state vittime, se non altro, magra consolazione, ma insomma. E andiamo a Bassano del Grappa dove c'è la polemica sul progetto Genius Center che è stato bocciato dal Consiglio dei Ministri, ma l'amministrazione Pavan non si arrende. Abbiamo chiesto comunque ai bassanesi che cosa vorrebbero al suo posto. La favola del Genius Center, così come era stata concepita, è durata poco. Il tempo di andare a Roma e tornare dalla capitale con una sonora stroncatura. Ma quel posto, quel luogo, quello spazio nel cuore di Bassano sono da favola e i bassanesi si augurano che arrivi presto il lieto fine.
Siamo nel cuore di Bassano, un luogo molto caro a chi ama e a chi vive la città. Alle nostre spalle la grande incompiuta, il Polo Santa Chiara, un'opera che i bassanesi vorrebbero vedere prendere nuova vita, ma in che modo? Quali sono i desideri, quali sono i sogni, quali sono le aspettative di chi abita in città? Probabilmente un'area museale sarebbe molto, secondo me, credo molto importante anche per la città di Bassano. Il teatro lo abbiamo e sarebbe bello che il teatro che abbiamo venisse, come dire, risistemato e valorizzato, anche perché una cittadina come Bassano che non ha un teatro, secondo me è una cosa scandalosa. Magari un punto d'incontro, un teatro all'aperto. Meglio un'opera più sociale. Quindi un teatro che prenda il posto del Teatro Astra, visto che è chiuso? Per esempio, sì, senz'altro. Un teatro forse, se non recuperano quello in Viale dei Martiri, penso che un teatro ci starebbe bene. E se l'idea di un teatro, visto il vuoto lasciato dall'Astra e da chi non ha saputo gestire questo problema, resta la più gettonata, in molti sposano anche il progetto di una Bassano più green. Lei ha qualche preferenza? Di cosa avrebbe bisogno Bassano qui, in questo posto? Io penso un prato verde. Se ci fosse anche un po' più di verde per i bambini, tanto meglio, insomma, la città sarebbe più vivibile. Magari un'area verde sarebbe bello. Magari un parco, un piccolo parco per i bambini, panchine, sarebbe bello come idea. Un museo dell'auto, un ampliamento del museo che hanno un sacco di opere interrate nei sotterranei, e il teatro c'è già, il Teatro Astra. Eh già, ancora l'Astra, ma questa è un'altra favola. Ma questa è un'altra favola a servizio di Alex Giuliano. Torniamo in diretta a Gagliarine, a Selvazzano, dove c'è Chiara Gaiani. Sono in arrivo dei migranti oggi pomeriggio. Qual è la situazione, Chiara? Direttore, a differenza di quanto ci eravamo detti nel collegamento a inizio di Focus TG, l'arrivo dei 34 migranti è stato spostato. Le indicazioni che abbiamo adesso parlano del tardo pomeriggio, potrebbe essere intorno alle 17, potrebbe essere anche più tardi. Di sicuro i migranti dovrebbero cenare all'interno della palestra comunale di Feriole, dove ci troviamo con il collega Christian Roque Allende. Ecco, è un contingente, un gruppo che è partito da Agrigento nella serata di ieri, avrebbe fatto una prima tappa a Roma, poi c'è la tappa d'obbligo per chi arriva in Veneto, ovvero a Marghera, dove c'è una prima identificazione prima poi di arrivare all'interno della destinazione finale. Aggiungo una notizia che stiamo cercando di verificare relativa all'altra sede, cioè quella della scuola media la scuola media Falconetto al Forcellini. Dei 32 migranti ospiti ne sarebbero rimasti 19, secondo alcune fonti di stampa 13 si sarebbero già allontanati, ma questa è una notizia che stiamo cercando di verificare con i responsabili della cooperativa che gestiscono l'accoglienza all'interno. Ecco, direttore, da Selvazzano ringrazio Christian Roque Allende e per ora restituisco la linea. Grazie molte a Chiara Gaiani. Vediamo con la regia, ci sono Italo Morao e Francesco Cerone, vediamo il titolo della tribuna di Treviso: profughi, 40 arrivi in provincia, Interland e Pedemontana al setaccio, nel senso che imprese e Coop vagliano immobili tra Conegliano, Montebelluna, Vittoriese, Preganziol e Roncade. Una disperata ricerca di queste strutture, perché per ora non si sa dove metterli, dove ospitarli, questi uomini e queste donne che arrivano in parte da Porto Empedocle, in parte da Lampedusa, insomma dai grandi centri che ci sono nel meridione. Torniamo a Bassano e Grappa, perché in attesa del tavolo su Baxi c'è chi si chiede cosa accadrà al progetto di Pengo. Abbiamo sentito l'altra sera in diretta a Focus la sindaca Elena Pavan. Sentiamo adesso un ex assessore all'urbanistica. Da iter super tecnico in solitaria a percorso politico a braccetto con l'ampliamento di Baxi.
da semplice pratica amministrativa a punto dell'ordine del giorno di un consiglio comunale di ampio respiro, anche se poi sappiamo come è andata a finire. La lettura di questa doppia strada del pacchetto Pengo-San Lazzaro arriva dall'ex assessore all'urbanistica di Bassano, l'ingegner Francesco Fantinato, che ricorda come una prima bocciatura per l'iter tecnico proposto da Pengo per costruire in Riva Bianca e Rambolina fosse già arrivata un anno fa. Già nell'aprile e nel maggio del 2022 l'ufficio tecnico, dopo aver fatto tutte le consultazioni del caso, ha convocato la conferenza di servizi preliminare e la conclusione di tutta quella procedura era una bocciatura solenne della proposta. A questo punto il percorso, secondo Fantinato, è cambiato da iter tecnico a politico promosso dall'amministrazione Pavan. Cosa ha fatto l'amministrazione? Ha declassato la procedura da attività normale di richiesta di concessione edilizia ai sensi attraverso lo sportello unico delle attività produttive e ha in qualche modo preso in considerazione lo strumento dell'atto politico di indirizzo. Un atto di indirizzo politico è un atto che definisce da parte dell'amministrazione una proposta politica, non una questione specifica con numeri, costi definiti. E ci si chiede se l'atto di indirizzo politico sia una strada sulla quale c'è ancora bisogno delle autorizzazioni già negate in precedenza. Ma qui scatta per Fantinato una contraddizione. La procedura poi, nel momento in cui va in discussione in questi termini, definisce però non un impegno politico, ma un impegno politico per una determinazione specifica. E allora mi chiedo, ma siamo proprio sicuri che non serva l'autorizzazione degli uffici tecnici? Io qualche dubbio ce l'ho. E non è l'unico ad avere dei dubbi. E continua lo scontro appunto a Bassano del Grappa tra i fautori dell'industrializzazione dei capannoni e i cittadini che vogliono invece difendere il verde. Vediamo un titolo della Nuova Venezia, grazie alla regia. Mestre, il compagno violento dorme, lei ne approfitta e fugge in taxi nella notte, ancora donne maltrattate. L'uomo è stato soccorso dal 118 per l'assunzione di alcol e narcotici. La donna, giustamente, è scappata con le valigie per mettersi al riparo dal suo carnefice. Il caso dei due turisti fotografati mentre erano sdraiati sopra le tombe del cimitero di San Michele a Venezia ha suscitato una dura serie di reazioni in città. Preoccupa un degrado sempre più evidente. Il gruppo di Venezia.com chiede a gran voce pene più severe per chi deturpa la città. La foto di due turisti che sono sdraiati a prendere il sole sopra le tombe del cimitero di San Michele in Isola Venezia, apparentemente incuranti del luogo dove si trovano, come fossero in un solarium o al mare, come era prevedibile, ha avuto l'effetto di un pugno in un occhio in molti veneziani e sollevato un'onda di polemiche. Venezia.com, da sempre gruppo attento, vivace, impegnato a difesa di Venezia e dei veneziani, invoca un cambio di passo e un pugno di ferro. È un simbolo di come ormai la città sia ormai fuori controllo. È una città sfruttata da cani e porci di ogni dove, veneziani compresi. E il turista si sente libero di fare ciò che vuole e anche quindi mancare di rispetto a un luogo che per noi è sacro. Si tratta indubbiamente di un campanello d'allarme, di un degrado anche morale. Farci rispettare di più e comunicare al mondo che Venezia non è un parco giochi con un lavoro di comunicazione, ma soprattutto essere più fermi nelle pene inflitte a chi si comporta male. Quest'ultimo episodio va a toccare etica e sensibilità, ma ci sono anche fatti con conseguenze più gravi. Io credo che la gestione della sicurezza in città sia fallimentare. È fallimentare la gestione anche della città in genere. Non è un momento molto bello per Venezia.
Servizio di Lorenzo Maier. È un altro segno di inciviltà è l'abbandono degli animali domestici, cani e gatti in questo caso. Vediamo. Qualcuno ha trovato una casa, 2 purtroppo non sono sopravvissuti. I rimanenti hanno trovato riparo nel rifugio San Francesco di Presina, che accanto ai cani ospita i gatti abbandonati, la vera emergenza di quest'estate. Nella sola settimana di Ferragosto gli arrivi sono stati 12, gatti raccolti in tutta l'Alta Padovana. Ogni estate sempre peggio. È un'emergenza continua. Mi capita così ormai di vivere con l'angoscia che se arriva un colpo di telefono suona il campanello, è per la richiesta dell'ennesimo aiuto e non sai a che santo votarti. Non c'è un gattile in provincia di Padova, ricorda Tonelotto. Nel rifugio i gatti sono assistiti da operatori e volontari, pagando di tasca propria, perché solo i gatti feriti sono a carico dell'ULSS. Da Tonelotto un appello. Dobbiamo convincerci che, essendo troppi gatti in circolazione, bisogna sterilizzare. Bisogna sterilizzare, soprattutto non bisogna abbandonare gli animali. Tra l'altro sono previste anche delle pene severe per chi li abbandona. Vediamo un titolo dal Corriere delle Alpi: Sospirolo, escursionista di Mogliano, dato per disperso. Stava aspettando l'autobus, non dava notizie di sé da diverse ore perché aveva perso il cellulare, una notizia pubblicata poco fa. Andiamo pubblicità 2 minuti, grazie ai nostri registi Italo Moravo e Francesco Cerona, tra poco. Torniamo a Trieste, dove nel castello di San Giusto sono di scena moschettieri e duellanti. Vediamo di cosa si tratta. Ci troviamo qui al Forte di San Giusto per una serie di giornate didattiche che vanno a ricostruire vari momenti della storia del castello cittadino. Questi periodi storici spaziano tra la fine del 300, epoca in cui il castello iniziò ad avere le prime forme, fino al 600, quando il castello ebbe la sua forma definitiva. Rivivere l'atmosfera della vita militare del 1600, questo è l'obiettivo di Moschettieri e Duellanti, svoltosi oggi al Castello di San Giusto e curato dalla compagnia d'arme Malleus e gruppo storico Palmanova e facente parte della serie di appuntamenti didattici Le stagioni delle armi, sempre al Castello di San Giusto. Dalla visita guidata al duello, dalla teoria alla dimostrazione pratica, per comprendere ogni aspetto della guarnigione di un castello seicentesco. Noi del 600 ci concentriamo essenzialmente sul mestiere delle armi, quindi dopo un momento d'accoglienza portiamo i visitatori nella stanza dei cannoni, dove spieghiamo le varie specialità degli eserciti del 600 e subito dopo, prima di introdursi all'interno del castello e mostrare la bellissima armeria che qui è custodita, invitiamo i visitatori a entrare nell'idea dell'uso delle armi da taglio con esibizione di duello storico incentrato sulle specialità tecniche proprio del 1600. Allora andiamo in diretta di nuovo a Selvazzano Dentro, dove sono in arrivo dei migranti, e abbiamo in diretta Chiara Gaiani. A te, Chiara. Non è che abbiano dato disponibilità ad accoglierne anche loro. Direttore, vi faccio sentire i cittadini che stanno protestando, hanno appena posto uno striscione, eccoli. Sistemare tutte queste persone. È paradossale che voi siete della Lega qui sì, e c'è un governo la Lega al governo. Guardate, qui noi stiamo facendo, questo comitato è formato da cittadini di tutte le estrazioni politiche. Qui a un certo punto è nato un comitato fra cittadini, fra persone, qui non ci identifichiamo solo noi come Lega, qui c'è tutti che si sono all'inizio, sono espressi, ci troveremo eccetera, per controllare anche ciò che avviene qui dentro.
È un comitato. Vi facciamo vedere allora proprio lo striscione, direttore. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri. Come potete vedere dice no a questa forma di accoglienza. Ci avviciniamo a la persona che lo sta reggendo dall'altra parte. Le possiamo chiedere il suo nome? Sì, sono Mirko Mazzucato, io sono anche di Abano, però siccome diciamo, mi stanno molto a cuore queste cose, siccome tra l'altro ho già vissuto una stessa esperienza anche su Abano, che quando proprio mancava il sindaco e ad Abano era commissariata, adesso parimenti anche a Selvazzano sta succedendo la stessa cosa, dove che i prefetti, piuttosto che chiedere, come hanno fatto altri sindaci, qua trovano secondo me abbastanza un posto dove poter mettere le persone senza avere un luogo deputato, e purtroppo succede che poi va a finire che le persone che dovranno essere ospitate molto probabilmente si troveranno no male di più. Ecco perché voi siete preoccupati anche per le condizioni molto calde all'interno della palestra? Sì, l'altro giorno avevamo visto non si poteva entrare, però da di fuori già si vedeva e anche si poteva sentire che anche aprendo solamente le porte veramente sembrava un forno. E poi anche una palestra come questa, come vede, stiamo parlando di 40 persone, cioè un conto è che vengano qua, che so, un'ora per vedere una partitina, e un conto è che poi devono essere stivate, come si può dire, perché visto che il luogo è piccolo, non so in che condizioni o cosa penseranno, come stanno. Non ci sembra sia proprio questa. Avvicinerei anche velocemente un cittadino che ci ha raccontato prima che è molto preoccupato perché qui vicino, chiedo a questo cittadino, lei è un residente, siamo in diretta, lei è preoccupato perché ci raccontava c'è un asilo nido qui vicino. L'asilo nido è subito qui a fianco, la mattina ci sono mamme e bambini piccoli, oltre che piccolissimi anche i piccoli fratellini eccetera. Sì, c'è della preoccupazione sicuramente da padre e da cittadino. Ecco, come vedete appunto questo è lo striscione. Nel frattempo noi abbiamo visto anche arrivare un'auto dei carabinieri. Ovviamente qui le cose si stanno costruendo man mano, se ci sono ulteriori aggiornamenti siamo pronti a richiedere la linea. Ringrazio sempre Cristian Rocchi Allende e vi lascio proprio allo striscione. A questa forma di accoglienza, avete visto lo striscione dei cittadini di Selvazzano dentro, contrari a che i migranti vengano accolti nella palestra della scuola. Inizierà questa sera con la messa solenne seguita da una processione lungo le vie del paese per ricordare i 109 anni della sua morte, il calendario di celebrazioni per la Peregratio Corporis dei resti mortali di Papa Giuseppe Sarto, San Pio X, nel suo paese natale di Riese. La teca con le spoglie del pontefice, morto nel 1914, già una volta nel 1959 era stata trasportata a Venezia, città di cui fu patriarca, e nelle prossime settimane migrerà nuovamente dal sepolcro in Vaticano il 6 ottobre a Treviso e dal giorno seguente fino al 15 a Riese. Qui le reliquie saranno ospitate nella chiesa mariana della frazione di Cendrole, indicata come il luogo in cui il giovane Sarto sviluppò la sua fede. Successivamente la peregrinazio continuerà nel seminario di Padova, sede di studi del futuro pontefice, e quindi dal 17 al 22 ottobre di nuovo a Venezia. E questa sera avremo peraltro un collegamento in diretta con Focus proprio per seguire la cerimonia, le celebrazioni e questa processione. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio, Luciano Spalletti, entrerà in carica dal 1° settembre, è molto legato a Venezia e al nord-est. Vediamo i segreti del nuovo tecnico azzurro raccontati da Lorenzo Maier, che è davvero un suo grande amico. Vediamo. Da Certaldo, sua amata terra natia, fino a Coverciano per allenare la Nazionale. Il sogno in pochi chilometri di ogni allenatore, passando per Venezia come tecnico degli arancione-roverdi in Serie A nella stagione 1999-2000, esperienza che lo ha forgiato all'inizio della carriera.
24 anni dopo quella esperienza, Luciano Spalletti dal prossimo 1 settembre sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Con lui ci sarà al suo fianco il suo secondo, Marco Domenichini, anche lui passato per i campi di allenamento del Taglierce di Mestre, molto più di un semplice scudiero e normale collaboratore. Luciano Spalletti, all'indomani dello scudetto vinto con il Napoli, così aveva commentato in esclusiva per Antenna 3 e Media Nord-Est il traguardo appena raggiunto. Parole che oggi suonano quasi profetiche. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. Molto legato anche al Nord-Est per aver portato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League, l'Italia del calcio trova così un nuovo condottiero, un professionista esemplare, ma soprattutto un uomo sensibile, umile e dal cuore d'oro. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace perché riparte subito un altro treno, riparte subito qualcosa a cui doversi dedicare. Il prossimo treno si chiama dunque Casa Italia, con orizzonte all'Europeo 2024 e poi ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, competizione da cui l'Italia manca dal 2014. E questa era stata davvero una delle poche interviste rilasciate da Spalletti dopo il trionfo del Napoli, e l'ha raccolta in esclusiva Lorenzo Maier. Vediamo adesso, e chiudiamo con questo, la moda del panettone sotto l'ombrellone. Dai. È uno dei promotori del panettone sotto l'ombrellone Massimo Albanese, pasticcere trevigiano che insieme ad altri colleghi in tutta Italia sta lanciando la moda del dolce solitamente associato alle feste natalizie, questa volta gustato con i piedi tra la sabbia. Sono già 4 anni che noi lo proponiamo e la differenza da quello natalizio sta nel inserto degli aromi che ci sono. Aromi che si adeguano alle esigenze della stagione. Noi per esempio quest'anno abbiamo proposto, oltre a un classico che è la focaccia veneziana, che è un prodotto puro esclusivamente di pasta lievitata, abbiamo il panettone ananas e menta, e qui ne abbiamo un esempio. Lo facciamo in versione da 500 grammi, quindi non è la forma classica del panettone, ma usiamo questa forma a bauletto, a lingotto, per facilitarne anche il taglio proprio sotto l'ombrellone. Ananas, frutti di bosco, gusti estivi e freschi che allietano il tempo passato sulle rive del mare, accompagnato talvolta da qualche pallina di gelato. È effettivamente un abbinamento che si sposa benissimo, perché d'estate si predilige anche qualcosa di fresco da consumare, e il soffice panettone con la cucchiaiata di gelato in abbinamento è proprio un connubio eccezionale, insomma, straordinario. E i clienti chiaramente ce ne danno un feedback notevolmente soddisfatto. Idea quella del panettone estivo che piace sia a italiani che stranieri. Diciamo che è un plebiscito polilaterale, nel senso che sia l'italiano che viene a far colazione e fa la degustazione, perché noi proponiamo anche la degustazione del panettone con piccoli assaggi, e questo fa sì che il cliente poi dopo sia interessato anche a fare la degustazione proprio della fetta di panettone con il gelato lì in loco, oppure si prende il panettone e lo porta a casa insieme alla vaschetta di gelato e poi fa la degustazione a casa. Una tradizione italiana quella del panettone, ma che all'estero non ha stagionalità. Ci sono dei colleghi francesi e spagnoli che lo propongono tutto l'anno e lo vendono tutto l'anno. Questo è dovuto al fatto che, non essendo un prodotto della tradizione gastronomica di quel paese, ovviamente non viene considerato come un dolce da ricorrenza.
Bene, bene, tutto per oggi, grazie per averci seguito e ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.